La terza tappa del nostro ciclo, per il 1916, lo sapete già, ci porta verso la condizione militare. E dunque verso quelle protagoniste della vita quotidiana e militare che sono la trincea, è ovvio. E la tradotta, ovviamente non così giornaliera, la tradotta che porta in licenza è lungamente sognata prima che si materializzi per il singolo soldato e prima invece serve per la partenza. La tradotta che parte da Torino, ve la ricordate tutti, il canto, anche se qualche volta i soldati la facevano partire da Torino, qualche volta da altri posti, serviva un trisillabo, ma insomma poteva partire anche da Novara naturalmente, o da altri luoghi, o da Milano, insomma questioni di metrica o di geografia o di provenienza dei singoli reparti. Sempre tradotta era e poi ne parliamo. Dedica di questo libricino a mio padre, Savoiardo all'antica, il quale appena seppi mi fece leggere e quasi compitavo il regolamento di disciplina militare. Con maschia semplicità solendo dire ciò fa bene a un ragazzo. Giovanni Boine, Discorsi militari. Libreria della Voce, prima edizione del 1914, io leggo da una ristampa del 15 perché questo libricino, di cui qualche cosa vi ho già detto ma che ora riprendo, ha avuto successo. Allora ci interessa anche per questo, perché non esprime soltanto il punto di vista di uno dei redattori della Voce, uno dei più fini critici letterari. Contende il primo posto a Renato Serra, dunque siamo ai più alti livelli. La sua raccolta di scritti critici di Boine, dico, si chiama Applausi e botte, molte botte. Oltre che sulla Voce era molto povero, aveva bisogno di guadagnare, figurarsi guadagnare da intellettuale. Scriveva anche sulla Riviera Ligure, che era proprietà di uno dei proprietari degli olifici più importanti, non mi ricordo se è il Sasso o il Dante, comunque siamo ovviamente sulla Riviera Ligure, quindi lì qualche soldo girava e Boine poteva battere cassa alla Riviera Ligure, anche se provava a farlo anche con la Voce. Prezzolini diceva, Prezzolini si era mangiato la liquidazione di suo padre prefetto e anche l'eredità via via nel corso degli anni, facendo l'editore della rivista più famosa delle riviste primo novecentesche, La Voce. E non contento di fare la rivista ha messo su anche una piccola casa editrice e siccome aveva fiuto Prezzolini coglie anche dei titoli interessanti, tra cui questo. Allora, avete capito subito che aria catechistica. Proprio il piccolo Boine viene messo da papà Boine, savoiardo all'antica, al catechismo, ma catechismo è militare. Infatti cosa sono questi discorsi militari? Praticamente sono dei temi svolti. Lui è riuscito a procurarsi presso un'accademia militare i temi che avevano dato nel 1914 per passare ufficiale e li svolge, come sapete. Anche per la scuola ci possono essere, o c'erano una volta, raccolte di temi svolti. Questi sono temi svolti sulla condizione militare. Dal punto di vista di un nostalgico dei regimi precostituzionali. Il riferimento savoiardo non è solo di carattere familiare, è qualcosa di più. Allora ho pensato di cominciare così perché è vero che dobbiamo parlare prevalentemente del 1916, ma insomma questa è l'aria che tira e che si distende su tutta la guerra dal punto di vista di chi? Boine non è nessuno militarmente, non lo prendo neanche talmente malato, è un tisico al penultimo stadio, povero Giovanni, e infatti morirà nel 17. Poi vi leggo i suoi appelli disperati per andare almeno, gli sfugge, a vedere, in qualche altro momento a fare quello che può fare. Neanche l'infermiere, l'assistente
tra psicologico e medico, pur di esserci con l'ondata generazionale, di cui però fa parte fino a un certo punto, perché lui non ha affatto invocato la guerra per Trento e Trieste. Anzi, nelle lettere che si scrive con i casati, sia Alessandro, lui, che Leopoldina, lei, viene fuori che lui è un fervente adoratore della Germania, e proprio per le stesse ragioni per cui la Germania non piace agli estimatori dell'intesa, cioè proprio che la Germania uguale autorità, benissimo, è quello che ci vuole, che è il contrario del discorso pubblico che si viene facendo tra 14 e 15, quantomeno tra gli interventisti democratici, ma vi sarete accorto che io vado molto problematizzando questa cappa interventista democratica trento-triestinista che si è scolasticamente depositata sopra la guerra e che lascia fuori tante cose che invece furono importantissime, tipo Benedetto Croce e il Magistero di Croce, che insegna semplicemente a ubbidire. E dice che il popolino napoletano che dice ha da passare a nuttata, va benissimo, e in modo elementare e primordiale esprime un corretto atteggiamento del buon cittadino. Il buon cittadino, per Croce, non è il citoyen di origine rivoluzionaria e giacobina. Il buon cittadino non fa politica in proprio, ma ubbidisce al governo che è deputato a farla per tutti. Dal punto di vista di Croce, ma Croce vuol dire la metà dei professori dei licei, l'altra metà sta per Gentile. Però in quel momento non sono ancora separati, quindi va bene lo stesso, no? È l'idealismo, la concezione del mondo dominante. Croce e Gentile si sono anche serviti dei vociani, cioè dei giovani intellettuali tra i 20 e i 30 anni, come uomini di mano per farsi largo dentro l'egemonia del positivismo, che tale era a fine Ottocento e che l'idealismo vuole sgominare e riuscirà a sgominare. Allora, altre due citazioni da questo discorsi militari. Boine, come vi dicevo, dovendo sopravvivere alla giornata ha sempre bisogno di prestiti, ma meglio se sono invece diritti d'autore. Quindi abbiamo le sue lettere desolate a Prezzolini e le risposte imbarazzate di Prezzolini che dice sì, sta andando bene, lo vendiamo, dammi tempo. Come al solito gli editori hanno bisogno prima di darti i rendiconti e ancora di più prima di darti i quattrini. Non era diverso all'epoca. Però va bene. Quindi noi sappiamo dove va bene questo libricino. Mi permetterei di introdurre un vecchio termine, questo libricino reazionario. Va bene dove? Va bene nei circoli ufficiali. Va bene nei circoli ufficiali. Cioè nei club degli ufficiali, che evidentemente si rispecchiano, trovano ragione di rispecchiarsi. Ma vi ricordate Generale Cadorna come la pensa? Niente politica al fronte. Allora questo tipo di ragionamento qui, basato sulla disciplina e sull'obbedienza, va bene. Apparentemente non è politica, ovviamente è politica, ma un altro tipo di politica, chiaro. E comincia così un preambolo di Boine. Ho scritto questi discorsi come ad illudermi d'avere anch'io pagato il legittimo tributo che i giovani della mia leva hanno più concretamente pagato nelle caserme o in armi alla patria. Non ho fatto il soldato che 5 giorni all'ospedale militare della Cappella in Genova, il primo anno della guerra di Libia. Tento qui di fissare le basi logiche della vita militare e di fondare su di esse la stessa vita civile. È importante questo. Dunque non solo le regole di un mondo a parte, quello militare, ma il mondo militare come regola in senso lato e orizzonte mentale valido anche per il mondo civile, il che rende ancora più interessante ma ancora più inquietante anche la visione di Boine e il fatto che la voce, Prezzolini, gliel'abbia pubblicato. Non che tutti nella voce la pensassero come Boine, ma evidentemente nel ventaglio di motivazioni alla guerra c'è posto anche per lui. Diciamo che è la destra della voce. Prezzolini si vanterà per tutta la vita, campando fino ai 100 anni,
che nella Voce avevano scritto tutti, dice lui. In effetti c'è qualche articolo di Mussolini, ma quando era socialista. E ci sono diversi articoli di Amendola, cioè il leader dell'Aventino post uccisione di Matteotti, eccetera. Quindi una polarizzazione politicamente probante che permetteva a Petrolini di dire qui ci sono le radici sia del fascismo che dell'antifascismo. La prendeva larga forse, ma insomma diciamo ci sono tante cose, dunque ci posto anche per lui, per Boine. Metto in accordo esercito e nazione ricercando i presupposti ideali di entrambi. E sebbene io sia per mio conto violentemente convinto che la vita di un uomo non si esaurisce nell'ambito della nazione, della patria, e nemmeno in quello dell'umanità, e che vi sono sfere della nostra attività spirituale che sfuggono completamente alle imposizioni di questa e di quella e ad ogni imposizione, credo che in quanto appartenenti ad una società e ad una nazione la legge del nostro agire sia questa che descrive. Beh, queste battute introduttive sono belle ed intense e credo anche molto condivisibili. C'è di peggio, ma molto di peggio, nello svolgimento dei temi, anche perché parte dalle tracce, dagli enunciati così come sono. I temi che si sono dati agli esami di sottotenente in un'accademia militare quest'anno, e questa preparazione è datata maggio 14. Pensate che tempestività, maggio 14. Che questo libricino abbia cominciato a girare, in particolare tra gli ufficiali di professione, non tra gli ufficiali di complemento, alle soglie della guerra europea. E attraverso le ristampe, invadendo non più il 14 ma il 15, arrivi fino a quando entra in guerra anche l'Italia. Per darvi un'idea, il catechismo comprende un primo discorso dal titolo L'onore militare, poi c'è la disciplina militare, poi la bandiera del reggimento, poi il giuramento militare, e per fortuna c'è almeno la patria, c'è lo statuto, ci sono i fattori dell'unità d'Italia, però secondo me i primi sono i più caratterizzanti del modo di pensare di Boine. Terzo ed ultimo riferimento sono all'8° discorso, doveri del soldato nel combattimento. Scopo c'è un paragrafetto che si chiama La pace e la guerra. Scopo dell'esercito è essenzialmente la tutela della patria e del re. Tutela da nemici interni, cominciamo dall'essenziale. Tutela da nemici esterni. Lo scopo dell'esercito è il mantenimento di un'onorata pace anche a costo della guerra. La storia del mondo è in gran parte la storia delle sue guerre. C'è poco da filosofare qui su. Arriva, ecco la frase chiave per cui ho scelto questa terza citazione, arriva come una cosmica necessità il momento della guerra e della battaglia. Una nazione è la intima, ferrea, a un'altra. L'esercito è mobilizzato, un comando arriva. Il soldato parte, pronto e calmo, come partiva poco prima per una parata o per una marcia. Un comando arriva, dice Boine, e non ci stupiamo che la destra dei vociani si esprima in questo modo. Qualche stupore in più potrebbe venire dal fatto che anche l'autore del mio Carso, Scipio Slataper, negli ultimi mesi della vita, quando scrive importanti articoli politici sul resto del Carlino, che gli offre una tribuna che prima non aveva, se ne esca in una frase molto simile. La guerra è un'imposizione e un'ubbidienza, il comando verrà. Chi ama gli impeti spumeggianti e la freschezza vitale del mio Carso potrà non riconoscersi del tutto negli articoli finali di Slata, perché si avvicina infatti molto all'altro leader dell'irredentismo triestino, che è però il leader dell'irredentismo nazionalista, e cioè Ruggero Fauro. Ruggero Timeus, che si dà come nome, in quanto i Redento si dovevano dare un nome, no? Perché si venivano presi, eccetera, Fauro,
ma Fauro è un personaggio di un dramma di D'Annunzio. Tutto si tiene, e anche si tiene per il fatto che questo Fauro era un giovane studente dell'Università di Roma, laureando con lo scrittore Giuseppe Antonio Borgese, e uno dei capi degli attacchi ai professori neutralisti che ci sono ancora tra 14 e 15 nelle università italiane. E uno dei più famosi è un francesista, Cesare De Lollis, che ha appunto la cattedra di francese all'Università di Roma e vede le sue lezioni interrotte. La storia vuole che nel 1931 anche Borgese veda interrotte le sue lezioni dai ragazzi dei GUF. Sono passati 15 anni e la lezione è servita, e il colore politico è in parte cambiato, l'estrazione è un'altra, ma il meccanismo è lo stesso. Vecchi e giovani, levati tu dalla cattedra, perché quello che ho io da insegnare in questo momento, io studente, io giovane, io interventista, io fascista, è più giusto e più appropriato al contesto di quello che mi dici tu, vecchio Barbogio. Il vecchio Barbogio aveva solo 53 anni e chiusa la sua rivista non neutralista, dice lui, sdegnato, ma germanofila. Chiusa Italia Nostra, su cui scrive anche Croce, cosa fa De Lollis? Parte volontario per la guerra e fa il combattente per davvero, come viene fuori dal suo bellissimo taccuino. Eccone un altro quindi che non sta dentro alla legittimazione trento-triestinista, perché siamo dentro casomai il dovere che c'è per tutti dopo che c'è stata la discussione politica per coloro a cui che hanno voluto parteciparvi, come il professor De Lollis. Vi dicevo che Boine vorrebbe fare qualche cosa, allora di recente è stato edito questo libro che è un carteggio tra Giovanni Boine e una Adelaide Coari, che era una femminista, ma una femminista cristiana. Già non era la cosa più semplice di questo mondo fare la femminista in Italia a inizio Novecento, ma voler essere contemporaneamente femminista e cristiana sotto Pio X richiedeva naturalmente una determinazione notevole. Anche Boine è un animo profondamente religioso e infatti i suoi contatti con la famiglia Casati, la nobile famiglia milanese, hanno a che fare con il modernismo, cioè con una religione innovatrice e fortemente sentita, quella che si esprime con la rivista protetta dal mecenate Casati, Rinnovamento. Quindi il loro incontro, che ha anche degli aspetti amorosi più o meno reticenti e rientrati, ha a che fare con le loro matrici intensamente religiose e anche con questa volontà di esserci alla guerra pur essendo una donna o uno che sta così male di salute che è impossibile che ci vada. Allora in questo interessante carteggio 1915-1917, di più non poteva essere, muore Boine, a cura di Andrea Aveto, vengono fuori tante cose, tra cui lo straordinario personaggio di padre Semeria. Ve ne parlavo mercoledì scorso è stato assunto al comando supremo da Cadorna per intercessione di sua figlia Carla, un'intellettuale, sua figlia, molto motivata religiosamente, che evidentemente bazzicava anche ai bordi, diciamo, della ortodossia, restandone dentro. E insomma presenta a suo padre questo Semeria, straordinario oratore, dicono i testimoni, ma anche sincero credente che a un certo punto coglie la contraddizione del suo incitare alla guerra quando si rende conto della strage che la guerra significa. E quindi diventa matto. Nel linguaggio approssimativo del tempo di guerra si poteva dire così: matto, pazzo, folle.
Padre Gemelli, che è un altro dei religiosi protetti da Cadorna e di mestiere fa lo psichiatra, lavora proprio sui folli, scoprendo che molto spesso recitano e che il limite tra la follia vera, tra virgolette, presunta e recitata è molto complicato già allora da fissare, in modo particolare se c'è una guerra a cui scampare facendo i pazzi. Allora da questo carteggio viene fuori anche questo Semeria che a un certo punto non ce la fa più. Allora già viene dall'esilio, dove l'ha mandato la Chiesa nella sua ortodossia subito prima della guerra, arriva immediatamente dall'esilio, si trova paracadutato al vertice da un generale che pure viene riconosciuto come membro della componente cattolica e non certo la componente massonica degli alti gradi, perché quello è Capello o Badoglio ed altri. Che no? Ci invita a sfumare e problematizzare anche, in modo particolare in quel 14-18, l'essere cattolici, sentirsi cattolici, dichiararsi cattolici, sia dal punto di vista della fede intima del singolo, sia non meno dal punto di vista delle relazioni sociali che sulla base dell'essere cattolici si determinano. Perché? Perché c'è l'Italia liberale e presuntivamente laica, anche se nel 1913 il patto Gentiloni ha governato le prime elezioni politiche a suffragio universale maschile, per cui il rientro in forza dei cattolici sulla scena fa parte proprio delle cose di cui vi sto parlando, cioè attraverso la guerra avvengono tante cose. Le storiche delle donne negli ultimi decenni ci affrontano la questione dal punto di vista della guerra come una grande occasione perché le donne mostrino di saper fare, saper esserci, e questa è una cosa naturalmente, ma anche gli storici dell'essere giovani ci parlano dei bambini e dei ragazzi preparati magari da bamba a sognare la guerra fin dagli anni che precedono la guerra e che poi sono i figli giovani, sono i fratelli minori. L'impresa di Fiume del 19-20 matura anche così, da bisogni irrisolti di fratelli minori che non fanno a tempo andare alla guerra, al grande gioco della guerra. In uno dei libri più belli nati dalla guerra, che è quello di Giovanni Comisso, Giorni di guerra, c'è proprio questo senso della guerra come gioco. Ci riesce difficile oggi. Noi tutto il contesto ci prepara a vedere più la strage, la carneficina, il male, la violenza, il sopruso della guerra, che non il gioco o la vacanza. Però la letteratura, cioè la lettura che danno certi combattenti che sono anche scrittori allora, spesso ci porta nel senso appunto del gioco. Certo, se andiamo poi a vedere che tipo di guerra ha fatto il singolo scrittore, diarista e memorialista, anche questo conta. Comisso doveva disporre fili del telefono, ma si può essere colpiti da una bomba anche mentre si dispongono i fili di un telefono, non è che fosse una sinecura neanche quella, e in una guerra globale come era quella, lo diciamo parlando di Attilio Frescura la volta scorsa, c'è sempre qualcheduno che è l'imboscato di qualchedun altro. Prima di arrivare alla primissima linea ce ne vuole. Sono quasi 6 milioni mobilitati. È chiaro che ci sono state condizioni militari per tutti, anche se oggi cerco di raccontarvi un pochettino la media, poi ognuno in realtà ha fatto la guerra alla maniera sua, e dopo naturalmente negli anni 20, negli anni 30, nei racconti successivi, chissà quante volte i racconti dei singoli sono stati, hanno sfumato rispetto alle condizioni specifiche in cui il singolo aveva fatto la guerra. Hai fatto la guerra? Sì. Poi
quanti volontari ci ritroviamo tra gli intellettuali, vero niente, ci spiegano storici militari, non potevano esserlo perché avevano obbligo di leva o di richiamo. Però loro confondevano il loro essere stati d'accordo con la guerra con un volontariato che invece a rigore è un'altra cosa. Partiamo dalla tradotta. Il treno dei militari. Allora, siccome in questo mio libro, che è la storia d'Italia, ho lavorato in un paragrafo proprio su questo, tracciando la sintesi dei miei riferimenti nel campo della storia militare, cioè Rochat, La Banca, Pozzato, in particolare qui Filippo Cappellano. Allora mi rifaccio a queste due paginette perché c'è già una sintesi informata e mi pare che sia bene così, insomma. Sui carri per i soldati. Per cominciare vi dirò che a me sembra, vedendo come erano fatti sti treni, cioè sono le vetture di terza classe quando va bene, e se no vagoni, carri merci riadattati in qualche modo con panche e quindi senza neanche i finestrini e la possibilità di guardare fuori. Siccome erano lentissimi, perché dovevano far passare avanti tutti i treni normali, i viaggi non finivano mai. Una barba infinita. Però o andavano verso la licenza, e allora sì, il momento dell'arrivo non arrivava mai, però si era confortati dalla voglia di arrivare al paese. Oppure si sta tornando dalla licenza e allora vabbè, anche se la tradotta ci mette tanto tempo. Questo può anche avere qualche lato positivo, visto che si tratta poi di tornare nei luoghi del pericolo. Allora, in questi vagoni stanno insieme. In ogni vagone c'è un ufficiale che deve sorvegliare i soldati e poi c'è un capo treno in senso militare in ogni tradotta, responsabile, può anche essere un ufficiale dei carabinieri e spesso lo è, dell'insieme. Gli ufficiali superiori hanno il diritto di prendere i treni normali. Gli altri avrebbero molta voglia di prenderli perché vanno più veloci e perché sono più comodi e perché sarebbe come un ritornare alla vita normale degli altri, ma è proibito e se li beccano è una responsabilità, è un reato, è un tipo di reato. Allora mi viene in mente insomma che siano quasi dei microteatri, ciascuno di questi vagoni traballanti e messi insieme. In che senso? Nel senso che anche nei nostri teatri di vecchio stampo, pensate alla Fenice, ma insomma a tutti quelli che sono fatti come il teatro La Fenice qua attaccato a noi, la platea, i palchi, sono tutti insieme, ma segmentati in modo che sia ben chiaro che sono insieme ma sono diversi. Ecco, in fondo succede così. La tradotta è un treno diverso dai treni normali e all'interno della tradotta la diversità sociale e militare viene mantenuta e rimarcata. Ancora, proseguendo su questa immagine di natura teatrale, vi ricordate i famosi carri di Tespi? Quando ero ragazzo mi è capitato ancora di vedere uno degli ultimi carri di Tespi, era un'iniziativa dell'epoca fascista, dei tempi del dopolavoro. Giravano questi, una specie di circhi del teatro di prosa, giravano per tutta la penisola. Caduto il fascismo, gli ultimi scassatissimi carri di Tespi sono finiti fino in Sud America, accanto ad altri nazisti e fascisti. Ma a me è capitato, mi ricordo, di vedere qualche cosa in Campiero della Casun, nei pressi di Santi Apostoli. Insomma, ce n'erano ancora i superstiti carri di Tespi. E questa la caratteristica era che era
teatro per il popolo che riusciva a girare, quindi a raggiungere il popolo in giro per la penisola. Portava Pirandello, perché poteva essere Pirandello, e lo faceva vedere anche nei piccoli centri. Allora, questo teatro del tempo di guerra, a parte che c'è anche il teatro nel senso stretto, poi le compagnie naturalmente vogliono, come Boine, che vi dicevo prima, esserci anche loro sul fronte, e i grandi attori e le grandi attrici, oppure Toscanini, hanno voglia di poter dire c'ero anch'io, ho suonato sul Monte Tale, ho rappresentato... questo è il teatro per i soldati che c'è nel corso della guerra. Ma a parte questo, mi viene in mente che in fondo queste tradotte ballonzolanti che arrancano in su e in giù, sono numerate, ciascuna ha un numero, vanno verso giù e poi tornano verso su. In fondo fanno vedere la guerra ai civili, portando in giro i soldati nelle due direzioni e facendole vedere di città in città, di paese in paese. E allora alla guerra come alla guerra e al teatro come al teatro. Dalle carte dei tribunali militari sappiamo che l'attraversamento delle stazioni da parte di una tradotta era il momento tipico in cui si levavano i famosi canti sovversivi dalle tradotte. Chiaro perché? Perché la tradotta passava e chi aveva cantato eventualmente un canto che poteva costituire un reato non era identificabile, a meno che all'interno del vagone quell'ufficiale che sarebbe stato tenuto a farlo non rischi quel che c'è da rischiare identificando i reprobi, che poi cosa vanno cantato? Normalmente, per quanto abbiamo capito, non Gorizia, tu sei maledetta, o fuoco e mitragliatrice, molto meno. Tipo cose quasi goliardiche, tipo il generale Cadorna ha detto alla regina: se vuoi vedere Trieste, te la mando in cartolina. Reato. Ma comunque, allora, i soldati che passano e sono sconosciuti, sono mucchio, sono massa in grigio-verde, dentro un treno e magari di notte passano per una stazione, rabbiosi perché magari stanno tornando verso il fronte, almeno disturbare il sonno dei civili, almeno questo, e far sentire la propria presenza fuggevole. Perciò parlo di una sorta di teatro, di manifestazione teatrale. Viaggi interminabili e tutt'altro che comodi. Gli ufficiali superiori affermano la propria differenza con il diritto molto ambito di prendere più veloci e confortevoli treni per i civili. La tentazione di salirci è diffusa, si rischia, ma chi prova a farla viene sorpreso, perde la licenza. E questo è grave, evidentemente, è gravissimo. Vi ricordo che Cadorna non voleva mandare in licenza, perché la pensa come la pensano anche già gli austriaci, come ho potuto constatare, e cioè che il paese gli rovina. I soldati partono bravi soldati e tornano corrotti dalla mamma, dalla moglie, dal parroco, e non hanno più voglia, quanto potevano averla prima, come minimo, di fare la guerra. Sulla tradotta poi gli ufficiali viaggiano in seconda classe, la truppa in terza. Anche questo mi ha fatto venire in mente l'analogia della sala teatrale. Più o meno come in tempo di pace, con il particolare, differenza materialmente e simbolicamente non lieve, che per i primi d'inverno c'è il riscaldamento e per tutti gli altri no. Il che è importante materialmente e non meno psicologicamente e politicamente. Ogni tradotta ha un numero vario di vagoni, oscillando fra i 700 e i 1300 militari, trasportati da ciascuna tradotta. E ogni giorno nei due sensi, da nord a sud, da sud a nord, verso i felici approdi di una licenza da tanto tempo sognata o di nuovo verso gli orrori del fronte, ne viaggiano diverse di tradotte, per una media complessiva stimata sugli 8.500 uomini in movimento ogni giorno.
Per esempio Cappellano, uno storico militare, che è un militare lui stesso e lavora con l'ufficio storico, ha lavorato con l'ufficio storico a Roma dell'esercito, ha approfondito il viaggio della tradotta denominata B7. Questa tradotta B7 ha 25 vagoni, carica 32 ufficiali, 920 uomini di truppa e percorre la Napoli-Brescia in 39 ore, con 22 fermate previste, ma sono solo quelle previste, ce ne sono molte di più, perché ogni volta che incontra il treno vero deve farlo passare. Quindi ci sono anche le fermate occasionali, imprevedibili. Non avendo le Ferrovie dello Stato un numero sufficiente di vagoni di terza da sottrarre al servizio civile per adibirli stabilmente al servizio militare, ci si arrangia, non solo fra gli alpini arrangiarsi è propagandato come tipico del militare, ci si arrangia inventandosi dei, come li chiamavano, carri arredati. E dice Cappellano, che come vi dicevo non è un cappellano militare, si chiama così, nei carri arredati, in pratica dei vagoni merci chiusi opportunamente arredati con panche e lanterne a petrolio per l'illuminazione, prendevano a posto i militari destinati ai tragitti più brevi, mentre sulle carrozze montava, di norma, il personale delle regioni insulari e meridionali. Alla noia mortale di questi trasferimenti, lo sappiamo perché ci è stata raccontata più volte, magari appunto rinchiusi senza neppure la possibilità di guardare fuori, si reagisce con le liturgie tipiche degli spostamenti collettivi, aggravati dall'essere, questi, degli uomini fatti e non scolaresche in gita. Tutto può anche limitarsi a frizzi e lazzi da piccolo gruppo, in un cameratismo di Plotone e compagnia, in cui ogni componente ha una sua parte e ci sono lunghe ore da passare insieme. Circola molto vino, spesso vinaccio, lamentano gli osservatori. Paolo Monelli nelle Scarpe al Sole, per esempio, per dire uno che del vino si occupa assai, trattando degli alpini. Spacciato nei ristoranti delle stazioni o da una moltitudine di venditori ambulanti che abborda le tradotte a ogni fermata. Come una volta nei felici tempi in cui alla stazione di Bologna vendevano ancora le lasagne o i sacchetti con dentro cosce di pollo freddo. Adesso ci sono soltanto i self-service. Di chilometro in chilometro il tasso alcolico collettivo aumenta, con le conseguenze del caso: ubriachezza, cori, grida, guasti anche nelle altre vetture. 1130 vetri li cambia in un mese la sola squadra manutenzione di Roma, 440 vetri quella di Torino, un disprezzo della proprietà pubblica, una furia distruttiva che possono ricordarci le gesta ferroviarie attuali nei treni degli ultra del tifo calcistico. Quando vedete quindi deplorare gli eccessi degli ultra, voi potrete immediatamente intervenire, però anche ai tempi delle tradotte non è che... Naturalmente il potere di inibizione e di controllo su un treno militare in tempo di guerra è maggiore. A ogni vagone viene assegnato un ufficiale che comunque lui stesso va e torna dalla licenza e al di là del grado e del ruolo partecipa degli umori generali, di allentamento dei freni nel viaggio verso il territorio dei civili, di rientro e faticosa risubordinazione ai vincoli con il viaggio di ritorno verso la zona di guerra, il temuto momento della tentazione, dove si annidano gli spunti a rimandare, a ritardare e alla fine per qualcuno a saltar giù dal treno e disertare. Gli storici della diserzione dicono che quello è il momento della deserzione, che magari è una diserzione parziale, questione di giorni se non di ore. I memorialisti degli alpini, che sono tanti, dicono che in vari reparti alpini, in particolare veneti, era non ufficiale ma ufficioso tollerare la discesa da una tradotta per un rapido passaggio a casa, risalendo
quando possibile, contando sulle lunghe fermate delle tradotte, ma mica sempre va bene. E se il soldato non riesce a risalire sul treno, può trovare l'ufficiale che si accorge che manca, con tutte le conseguenze del caso. Alla lettera si fa presto a diventare disertori, poi come sempre accade, il governo delle truppe, come il governo di qualunque collettività, richiede abilità, psicologia, e c'è chi ci riesce di più e chi riesce di meno. Ci sono quelli che vanno avanti a furia di codice, ma non sono gli ufficiali più bravi e più ascoltati, anzi, sono quelli che ci fanno una peggior figura nella memorialistica, quelli che fanno tutto alla lettera e non riescono invece a interpretare. Più tardi, se facciamo a tempo, vedremo qualche pagina di Lussu, che è un buon esempio di capacità di interpretare nel contesto specifico le regole. Bene, a questo punto introduco una citazione che distingue la guerra di trincea dalla guerra che aveva fatto lui da giovane. Si tratta di un vecchissimo garibaldino, ormai ottuagenario, quando arriva la Prima Guerra Mondiale. È il capo politico e spirituale dei garibaldini trentini. E naturalmente i garibaldini trentini nell'ora di Trento diventano particolarmente significativi. Ergisto Bezzi colloquia anche con Cesare Battisti, che è una specie di suo, in certo senso, erede. Allora capita a questo vecchio garibaldino, che ha combattuto a Calatafimi, a Bezzecca, a Mentana, quindi se l'è fatta tutta la trafila, viene dai 1000, gli capita di scrivere nel 1918 su un giornale che si chiama La Trincea. E siccome si chiama così, gli viene in mente di rapportarsi alla trincea e dire quello che trova di nuovo, lui che viene da lontano, da un'altra guerra. E dice: per un garibaldino scrivere nella trincea fa un effetto curioso. Per quanto io frughi nei miei vecchi ricordi di guerra, non riesco a trovare un'idea corrispondente a questa parola, oggi così ripetuta, e che fa fede di tanta costanza e di tanta gloria. Allora noi si aveva le belle battaglie, fatte di rapidi slanci e di fulminei successi. All'apparire delle camicie rosse gli austriaci voltavano le spalle. In poche settimane tutto era finito e l'inverno lo passavamo nelle nostre case a prepararci a nuovi combattimenti. Ma forse un pochino esagera, però ci dà il senso della diversità rispetto alla guerra di posizione, a cui si è ridotta con grave scorno anche dei dottrinari dell'Accademia Militare, perché non solo i vecchi garibaldini soffrono o comunque colgono diversità, ma anche i vecchi generali mal si adeguano a un tipo di guerra che non si aspettavano. Il Blitzkrieg, la guerra lampo, disegnata dai teorici della guerra, in particolare tedeschi, era sembrata realizzarsi nelle prime settimane di guerra, quando, attraversando fulmineamente i Paesi Bassi, i tedeschi invadono la Francia. Sembrava concretizzarsi il tipo di guerra che avevano studiato a scuola, nelle loro scuole militari. E invece poi no. E la trincea è il luogo di questa guerra ferma, anche se un altro luogo dei luoghi è l'uscita dalla trincea con l'assalto. E dopo vi darò degli esempi. A questo punto, per parlare di trincee, convoco Carlo Salza. Qualcuno dei presenti sa che mi riferisco a uno dei libri chiave del racconto della Prima Guerra Mondiale.
Trincee, si chiama così, sottotitolo Confidenze di un fante. Esce nel 1924 da Sonzogno, un editore di massa, diciamo. Carlo Salsa l'aveva provato a proporre questo libro già 2 o 3 anni prima e Sonzogno spiega, intervenendo con una breve prefazione, quando finalmente il libro si materializza. Siamo nel 24 e dice così l'editore: il manoscritto di Trincee ci era capitato sullo scrittoio così, e dice insomma un amico comune, perché lui è amico anche di Salsa, glielo porta, solo che siamo nel primo dopoguerra, quando il senso della guerra non si è ancora fissato. C'è un conflitto di memorie. L'Italia stessa è in conflitto. La guerra serve anche a schierarsi, a prendere posizione in senso lato politicamente, per condurre il paese in una direzione piuttosto che un'altra. Vi ricordo, le elezioni politiche del novembre 19 sono un trionfo per il Partito Socialista. La CGIL quadruplica gli iscritti o i simpatizzanti nell'immediato dopoguerra. Una soluzione di sinistra sembra alle porte. Nel settembre del 20 c'è l'occupazione delle fabbriche, e non solo a Torino, anche, che ne so, a Ponte Vico d'Arzere, anche in piccolo e non in grande. E invece poi, sapete come va a finire. Salsa sarà un intellettuale militante del fascismo. Chi conosce questo testo, possibilmente nella prima edizione, non nelle solite soluzioni mutilate, come è accaduto per il Diavolo imboscato di Frescura o per il Viva Caporetto di Kurt Zuckert, alias Curzio Malaparte. E purtroppo le edizioni che vanno in giro non sono quelle corrette, e non perché si tratti di grandi scrittori, perlomeno per Frescura e di Salsa. Per Frescura e Salsa certamente no. Non è che ci sia stato il lavoro di carattere stilistico dello scrittore che ha sempre il diritto di tornare sul suo testo. Non siamo davanti a Gadda. Non è questo il punto. Il punto è che questi autori, giornalisti, intellettuali, Salsa arriva ad essere, non so se presidente o direttore della SIAE, la Società Italiana Autori e Editori. Insomma, è un organizzatore culturale. Quello che ricordo di sicuro che ha fatto lui scriveva radioscene per l'EIAR, cioè per la radio, per la RAI del tempo. Allora si usava molto di più che adesso il teatro radiofonico. E lui è un autore, non un attore, un autore di radioscene anche ambientate in tempo di guerra. Insomma, lui è un uomo che rimane, lui è, fra le altre cose, e questo è bene ricordarlo, a metà degli anni 30, senza anno, ma siamo nel 35, lui è uno dei curatori di Ta-Pum. Ta-Pum è una raccolta di canti di guerra. Lui si mette insieme a un disegnatore, sono in 3, hanno tutti fatti la guerra, sono al di sopra di ogni sospetto, sono pienamente integrati nel sistema dell'Italia fascista, e questo li abilita a mettere dentro questa raccolta anche canti da avvinazzati, sia nel testo dei canti che nelle accompagnatorie. D'altra parte anche Monelli era un fascistone. Scarpe al sole precede il regime, ma poi come giornalista Paolo Monelli, insomma, non è che l'abbia sempre pensata come nel 1943, non voglio arrivare a fare di Monelli addirittura un ansaldo, cioè il peggio del peggio. E allora Sonzogno dice all'amico che glielo porta e gli dice: vi porto un libro da brivido nella schiena, se la letteratura di guerra non avesse fatto schifo, il santo fetore della trincea non fosse diventato per molti materie di fronzoli, 2 milioni di fanti dovrebbero strapparsi di mano l'un l'altro le confidenze di questo tenentino risputato 10 volte dalla morte. E invece Sonzogno, l'editore, come si firma, pagina 2, dice: leggemmo subito, era vero, i giorni terribili rivivevano nelle pagine del Terentino ex prigioniero, come non sempre in Géraldy o in Henri Barbusse.
l'autore del Le Fées, il fuoco. Un libro, insomma, ma non stampammo. Erano i giorni della tregenda politica nazionale, quando il toro bolscevico dava incozzate folli contro il paese tormentato. L'uscita della prima edizione, Sonzogno, è del 1924. Un anno importante, un anno di svolta. È l'anno dell'uccisione di Matteotti. E il 3 gennaio del 25, il famoso discorso di Mussolini, si fa cominciare ufficialmente la dittatura, cioè una fase diversa dai governi Mussolini che erano ancora di coalizione, pur sullo sfondo violento dello squadrismo. Ma il libro è rimasto quello che era, vissuto, ripensato da chi le cose le ha fatte e viste concretamente e personalmente. Pensato, scritto nell'immediato dopoguerra. Non credo che nessuno abbia studiato il testo con i criteri del critico letterario. Però, siccome io sono riuscito da molto tempo ad assicurarmi la prima edizione, che è del 24, insomma, se avesse voluto intervenire per mutilare, come ha già fatto Malaparte, che ha già cambiato il titolo di Viva Caporetto, perché dice che gli spaccavano le vetrine i nazionalisti. Se avesse voluto intervenire, era già il momento di farlo. Non avrà molto successo. Diciamo che si crea una divaricazione, che mi è accaduto di recente di tematizzare, di studiare proprio specificamente, una divaricazione tra la storia del testo, che in qualche modo va per conto suo, e la storia dell'autore, che continua a vivere e si rapporta a un'Italia che intanto è cambiata. Allora, un modo più semplice è: lo lascio esaurito, non lo ristampo più, poi si vede. E infatti questi libri sovversivi li abbiamo riscoperti noi negli anni 60. Il Frescura, il Malaparte, il Salsa li ho trovati io per i vinti di Caporetto e sono poi diventati di uso comune. Ma naturalmente fra le due guerre non erano così alla pace. D'altronde anche Gadda, che si vergogna, il grande Gadda, saliamo dal punto di vista letterario. Salsa evidentemente pensa di essere a tal punto protetto da quanto e dove ha combattuto, da poter non vergognarsi del fatto di essere stato infine fatto prigioniero. Gadda si vergogna di essere stato fatto prigioniero e lo farà sapere nel secondo dopoguerra avanzato, pubblicando finalmente il giornale di guerra e di prigionia. In precedenza aveva pubblicato quel bellissimo libro che è Il Castello di Udine, Gadda. Insomma, bisogna anche andare a vedere se siamo di fronte al testo di uno scrittore che si sa tale e che vuole misurarsi con la letteratura o un'altra cosa. Però anche lo scrittore, anche Gadda, convive con il fascismo. Non sarà stata una gran camicia nera, ma certo non finisce alle isole. Dunque c'è un problema di convivenza sotto la dittatura e quindi anche nel caso dei grandi scrittori ci può essere una divaricazione tra la storia del libro, che può anche non diventare libro, restare manoscritto, appunto, come nell'esempio che vi ho appena fatto, e la storia dell'uomo, che è un uomo ed è un cittadino dell'Italia fascista, oltre che uno scrittore. Allora ho isolato 2 o 3 brani di Salsa e ora passo a leggerveli. Nella sua prefazione, 2 righe soltanto di Salsa, mi si chiede se non temo di essere tacciato di disfattismo. Dunque qualcheduno, magari l'editore stesso, gli ha posto il problema. Tra noi trinceristi ci metteremo presto d'accordo. Trincerista, all'epoca si usava questo termine. L'unità di condizione della trincea aveva suscitato anche la parola trincerista. Mario Mariani, un alto giornalista ma anche combattente e scrittore, si inventa plotonista.
per riferirsi ai tenenti e sottotenenti comandanti di plotone, che è un particolare tipo di microcomunità militare. Il trincerista però può anche essere un soldato semplice, lui invece è un plotonista, il nostro Salsa è un plotonista. Quindi un giovane ventenne o giù di lì che si è trovato a avere la responsabilità di alcune decine di uomini, responsabilità di vita o di morte, come adesso subito vedremo. Allora lui dice, tra trinceristi ci riconosciamo. Quindi è chiaro che Salsa si sente molto sicuro di sé. Altri potevano essere meno sicuri. Il primo brano che vi leggo è un momento topico, anche questo, il cambio. Il momento in cui un reparto va a dare il cambio in trincea a un altro. Momento attesissimo da quelli che vanno via a trincea finalmente, magari dopo settimane. Momento vissuto diversamente da chi subentra. Spesso lo si fa di notte, per ovvie ragioni, per non esporsi troppo ai colpi del nemico, però questo complica le cose, rende magari difficoltoso l'identificazione del dove. Abbiamo infiniti racconti di questo passaggio delle consegne, che è anche alla lettera un passaggio delle consegne tra due tenenti, o comunque due ufficialetti che hanno la responsabilità di quel reparto in quella trincea. Signor tenente, di qui è una guida mandata a cercarci. Siamo proprio nel 1916 e siamo sul Carso. Quindi non siamo in altopiano, siamo in una guerra di massacri anonimi. La guerra tipica, la più vicina sul fronte italo-austriaco alla guerra del fronte occidentale, il Carso. E anche quella che racconta Gianni Stuparic per i primi 2 mesi in Guerra del 15, che è uno dei capolavori della letteratura. Signor tenente, di qui è una guida mandata a cercarci. Valicata la gibbosità, sprofondiamo in un altro valloncello gremito di stracci ammucchiati e di ricoveri bassi. Ci sono tutti i miei soldati che attendono, sdraiati nella fanghiglia. Dov'è il comando della linea? Lì, in quel ricovero, fa uno. Nell'entrare mi imbatto in Giubo, uno dei suoi colleghi. Come va? Male. Hai già preso le consegne? Vado ora col mio plotone a occupare la linea. Il capitano si è già rintanato in quel ricovero laggiù e non lo smuoveranno di là nemmeno le cannonate. Dobbiamo sbrigarcela noi tenenti, noi sottotenenti, noi ragazzi con la responsabilità del comando, perché il capitano è il grado che fa da cerniera tra questo noi di base e i gradi superiori. Il capitano diventa anche Emilio Lussu. Non è detto quindi che il capitano viva nel suo Fifaus, casa della FIFA. Questo è un nomignolo del tempo, il Fifaus. Ci sono i capitani che ci tengono quanto i tenenti nella loro cura d'anime militari, ma il capitano con cui hanno a che fare in questo momento è quello che è. Nell'interno sbiadito di luce sono sdraiati 2 ufficiali laceri e barbuti come zingari. Finalmente sono i 2 ufficiali a cui Salsa è venuto a dare il cambio. Mi danno qualche notizia sul settore. E a Santa Lucia, peggio, loro sono a Santa Maria, tutte e 2 località ben note. E a Santa Lucia peggio, conclude uno. Ora l'inverno ha paralizzato le azioni, ma fino a pochi giorni or sono c'erano attacchi continui qua o là. A Santa Lucia siamo aggrappati a 2 passi dagli austriaci. Ci sono dei battaglioni intieri a mucchi fra la nostra linea e le loro difese. Noi siamo in questo settore da 10 mesi, sepolti, dimenticati, ributtati senza posa contro queste rocce tappezzate di grigio verde. Uscendo per un giro di ricognizione, osservo che degli archi di trincea bordano i valloncelli aperti come cicatrici lungo il pendio dell'altura.
Fra una trincea e l'altra, di notte, si sgranano dei piccoli posti di collegamento che si ritirano all'alba. C'è ovunque un tanfo di chiavica e di mattatoio. Scorgo ritte immobili appostate allo scoperto dietro i graticci come dietro tende di buio, le vedette. Vedete le ultime 4 righe? C'è il Salsa, intinto di spiriti protestatari e vagamente o non vagamente sovversivi, e c'è un Salsa che poteva andare benissimo anche nella Domenica del Corriere o nell'Illustrazione Italiana o altrove, tutte e due, ma perché lui ha vissuto e visto tutti e due i lati. Quindi c'è la chiavica e il mattatoio e ci sono le sentinelle ritte immobili fuori dai ripari. Un altro momento. Qui siamo sotto bombardamento. Il suo reparto si affolla in una casa dove però giungono le bombe. Una casa già malmessa, ma che però costituisce un riparo. E che riparo rispetto a una qualunque trincea. Però in quel momento la va male, è sotto bombardamento. Un'altra granata si rovescia su noi. Il muro sembra lì per fendersi sotto il peso della percossa. Degli intonachi e dei calcinacci si sgretolano. La truppa ha un istintivo impulso di fuga. Si addensa verso la porta come un rigurgito di acque. Nessuno si muova. Attraverso la calca mi porto all'ingresso con la rivoltella in pugno. Eccolo. Salsa fa quello che le circolari Cadorna e il codice, prima ancora delle circolari, impongono. Il tenente in trincea deve imporre l'ordine militare, rivoltella in pugno, se e quando serve. E Salsa stesso ci racconta di averlo fatto. Attraverso la calca mi porto all'ingresso con la rivoltella in pugno. Uscire significa offrirsi al bersaglio delle trincee nemiche, che cesellano Santa Maria come una miniatura. E se gli austriaci si accorgono che la casa è imbottita di soldati, ce la fanno crollare addosso, senza scampo. Un soldato riferisce che dopo la prima granata parecchi hanno tentato di buttarsi dalle finestre e sono rimasti inchiodati contro i davanzali dai colpi di fucile di poco fa. Un'altra granata. Sentiamo il raschio che si avventa. In questo attimo d'attesa il cuore s'accelera come una turbina. Udiamo nello scoppio un rovinare di macerie. Si precipita giù dalla scala un'ondata d'uomini sbigottiti fra un nuvolo di polvere. Bisogna rimanere qui, ad attendere la morte, a sentirla giungere da lontano passivamente. Eccola! Il colpo ci rasenta, s'abbatte lontano. Attendiamo in silenzio. Tutti gli occhi cercano qualcosa nella penombra con una fissità magnetica. L'attesa si prolunga. Forse hanno finito di sparare, non sparano più. Impreco all'idiozia di certi ordini che ci ammassano in queste trappole alla mercé del nemico, che ci cacceranno qui anche domani, sempre, nonostante tutto, fino a che queste mura non ci saranno crollate sul capo. I soldati tornano a sdraiarsi per terra. Degli involti che ciondolano pesantemente vengono portati giù per la scala. Sono i morti di oggi, già composti nella loro terribile calma. Mi sdraio anch'io nel mio angolo sulle coperte umide. È l'ora in cui la soavità di un focolare lontano ci strugge inutilmente, l'ora in cui la nostra miseria e la nostra solitudine ci fanno tristi. Ma la stanchezza fuga i pensieri che inteneriscono. Ci pare infine che il sonno sia il solo bene raggiungibile e ci abbandoniamo a questo oblio che nulla può compensare e per il quale non sappiamo cosa non si darebbe di noi. Allora magari uno oggi potrebbe leggere
testi di questo genere alla luce dell'inutile strage, dell'assurdo, del non senso. Ed è chiaro che sono scampoli di non senso inseriti all'interno di un racconto della guerra che non fa sì che Salsa cambi idea rispetto alle motivazioni della guerra in cui lui continua a medesimarsi, e meno ancora non diventi successivamente un intellettuale militante del fascismo. La soluzione potrebbe anche essere individuata ricordandosi di un termine, di un neologismo inventato probabilmente dallo stesso Mussolini, quando nel suo diario di guerra del 15-17 parla di trincerocrazia. Forse Salsa è uno che si riconosce da trincerista, come ha detto prima, nel potere dei trinceristi, cioè in una rifondazione della classe dirigente che tenga conto di questo nuovo inizio che è stata la guerra e la partecipazione da combattenti alla guerra, questo nuovo grande soggetto collettivo e di massa che sono i trinceristi, in cui, come Mussolini aveva cominciato a spiegare guerra durante, le classi sociali che prima costituivano il criterio di differenziazione cedono rispetto a un criterio di unificazione che consiste nella grande esperienza collettiva, rischiosa, dolorosa, nella grande sofferenza attivamente vissuta dai trinceristi, gli ex combattenti. Sta di fatto però che gli storici del fascismo, o quelli storici del fascismo, diciamo, la memoria collettiva del fascismo ha per molti anni finito per regalare i trinceristi, gli ex combattenti al fascismo, dando per scontato che nel primo dopoguerra tutti ipso facto fossero per il fascismo. E le cose invece erano molto più complicate, in una dialettica politica che rimane aperta per un certo periodo, prima di chiudersi tra il 22 e il 24. Tant'è che a lungo appunto la memoria sociale del fascismo individuava nell'ardito in particolare la quintessenza, non del trincerista, perché anzi gli arditi in trincea non ci andavano, ma comunque del militare, ignorando o dimenticando che c'erano stati anche gli arditi del popolo, che non tutti gli arditi erano stati dei protofascisti, anzi c'erano stati gli arditi del popolo perché nel quartiere di San Lorenzo, quando c'è la marcia su Roma, c'è una resistenza, lì erano forti gli arditi del popolo, e così in qualche altro luogo dove una qualche resistenza c'è stata. Non è un fenomeno diffuso in tutta la penisola, ma c'è stato. Il terzo brano da Trincee di Salsa è destinato a piacere e compiacere molto oggi, perché a giudicare dai filmati, dai documentari, dalle articolesse che si leggono di qua e di là, sembra che nel 14-18 ci siano stati soltanto Natale e Pasqua e comunque fraternizzazione. Sembra che fossero sempre tutti lì fuori, inglesi, tedeschi o comunque i militi delle opposte schiere a riconoscersi umani al di là della divisa, finché poi a forza venivano ricondotti nelle trincee. Episodi che ci sono stati davvero, ma che si tratta di ricontestualizzare. E uno lo racconta lui, quindi mi pare opportuno leggerlo, farvelo conoscere. Si arrampicò sulla scarpata, ma mentre stava lì appoleato su un sacchetto come un gufo sulla stampella a fare le ombre cinesi, si vide un elmetto affiorare dalla trincea austriaca e inalberarsi sotto quello, con una certa circospezione, una figura stralunata che a tutta prima sembrò un fantoccio spinto su da un invisibile burattinaio. Ma no, era un camarade quello. Il fantoccio, dopo un istante di perplessità, si mise a gesticolare come un mulino a vento e gridò: «Molon!
Molon! Caspita, si conoscevano, erano amici. Avevano lavorato insieme in una fabbrica boema e si ritrovavano a Pasqua, uno di fronte all'altro, nemici. Molon, senza tante cerimonie, saltò dal parapetto e si mise a correre su per l'erta. L'altro, vista l'iniziativa, gli rovinò incontro come un'ira di Dio. Parecchi soldati di qua e di là cominciavano a fare capolino, curiosando. E come quei due se la intendevano ottimamente tra loro, ci fu chi si arrischiò da ambo le parti a scavalcare i parapetti. Il contagio si comunicò a tutti. In breve tutti, italiani e austriaci, furono fuori, disarmati, come due comitive di escursionisti che si incontrino a caso a fraternizzare. Poter mettere la ghirba fuori dalla trincea gratuitamente non era cosa che potesse capitare tutti i giorni, e già che era Pasqua bisognava chiudere un occhio. Quegli scomunicati di lassù, d'altra parte, apparivano vestiti dei nostri stessi panni logori, e anche nella loro povera carne afflitta si effigiavano lo stesso nostro patimento e lo stesso nostro destino. Gli ufficiali cercarono a tutta prima di opporsi, poi, col pretesto di rimediare allo scandalo e di rimettere un po' di disciplina, finirono con l'uscire anche loro. Ma le vedette dell'artiglieria avvistarono quell'insolito trambusto tra linea e linea. Una tempesta di granate si abbatté improvviso, ululando come un castigo. Il terrore scompigliò quel branco d'uomini. La turba urlante si precipitò alla rinfusa verso le opposte linee. Due soli, separati per un momento dal rigurgito dei fuggiaschi, si indugiarono. «Molon, qua, un altro vaso!» Il vento di un'esplosione li fece crollare così, abbracciati, come due tronchi abbattuti da una raffica d'uragano. A parte il finale moralizzatore, come vedete, si tratta di una fraternizzazione durata, non si dice esattamente il tempo, penso alcuni minuti, comunque un breve spazio di tempo in questo giorno di Pasqua, favorito quindi da quello stato d'eccezione che è dato dalla festa. Ci possono essere altri momenti. Per esempio Riccardo Bacchelli, l'autore del Mulino del Po, nelle sue memorie del tempo presente, scritto subito dopo la guerra, interpreterà Caporetto in modo non dissimile da come farà Comisso in Giorni di guerra, che segue un decennio dopo. Anche se Giorni di guerra, il libro ricalca molto da vicino le lettere a casa di Giovanni Comisso, per cui il testo anche qui è un testo di 15 anni prima che si riversa in un libro 15 anni dopo, come il taccuino di Gianni Stuparic. C'è il taccuino dei primi mesi di guerra e c'è il libro quando esce i Giorni di guerra di Comisso. Il 1930-31 è la seconda ondata, diciamo, rispetto alla prima ondata che è quella dell'immediato dopoguerra. Quindi anche Bacchelli come Comisso parla di Caporetto in termini di vacanza. Anzi, Bacchelli introduce il termine latino, parla di saturnali e dice che in fondo i saturnali fanno bene all'organismo da un punto di vista psicofisico. Sono una parentesi. Si sa che sono una parentesi, sono vissute intensamente come un momento di disordine autorizzato, di disordine legittimato dalle circostanze e dall'uso, ma poi la parentesi si chiude e tutto ritorna normale. Ecco, Bacchelli offre questo criterio di visuale alla Caporetto di 3-4 anni prima, che è un criterio non sufficiente di per sé a spiegare Caporetto, perché prima ci voleva la grossa sconfitta militare, quindi la improvvisa disgregazione dei ranghi, e dentro la disgregazione quello che nasce, ma ne parleremo l'anno prossimo, non è la rivoluzione auspicata o temuta dagli uni e dagli altri, ma è appunto un provvisorio rompete le righe.
questo rompete le righe può avere un sapore non definitivo ma carnevalesco. Dopo martedì grasso viene il mercoledì delle ceneri. Allora, abbiamo ancora un quarto d'ora per avviarci alla conclusione. Sì. Prima vi parlavo di Padre Semeria e dei suoi problemi. Nel carteggio Boine e Coari viene fuori un punto molto significativo per far vedere gli echi di questa condizione di vita, come possono funzionare anche in chi, come un cappellano militare che vive generalmente al comando supremo, non ci va in trincea e d'altra parte non è più un ragazzo e tuttavia viene investito quanto basta dal dramma angoscioso della trincea da sfiorare la follia. Tommaso Gallarati Scotti, che è uno degli intellettuali cattolici di riferimento, era appena rientrato in Italia da un incontro con Padre Semeria, come attesta la lettera che quest'ultimo gli aveva inviato dalla sua casa di cura in Svizzera. Caro Tom, abiti le mie grazie più vive per la tua vita di ieri così affettuosamente improvvisa. Mi hai trovato per fortuna in un buon momento, ma stanotte sono stato agitato e oggi ricomincia una triste giornata. Ciò che mi impressiona sono le idee fisse dalle quali non riesco a liberarmi, idee che la parte cosciente della mia anima non vuole, ma che intanto sono lì, tanto più implacabili quanto meno volute. Esse mi paralizzano ogni gioia e ogni forma di attività, mi spaventa il loro perdurare. Dio abbia pietà di me. Tu pregalo. E sii sempre amico, buono, indulgente. Io voglio, o piuttosto vorrei, fare il mio dovere in tutto e per tutto. Ma come avventurarmi in un'azione? Avrei forse bisogno di stare in una colonia agricola, a fare il contadino per qualche tempo. Addio. Ricordati del Padre Semeria che fu. Quello che è vale ben poco. Tuo Sem. Da Giovanni Semeria, lettera a Tommaso Gallarati e Scotti, sono stati editi qualche anno fa. E Gallarati e Scotti testimonia di averlo visto in quell'oscuro momento di turbamento della sua ragione in una casa di salute in Svizzera dove era stato mandato a curarsi. Padre Semeria. Padre Gemelli invece, lo psichiatra, il medico, amico di Cadorna, lavorando sui folli veri o presunti, constata che gli psichiatri militari fanno di tutto per non mandare in Svizzera in caso di cura, ma rimandare in linea questo materiale umano di cui c'è bisogno. Solo raramente si riconosce la follia come qualche cosa che veramente ha distrutto la possibilità di utilizzare come manodopera militare quel singolo soldato. Mai dimenticherò, continua Gallarati, il suo viso pallidissimo, cereo, coi grandi occhi neri spalancati fissi e le labbra esangui, quasi tremanti, incapaci di esprimere il segreto della sua desolazione. Figlio mio, supplicava, prega perché il Signore abbia pietà di me, perché mi salvi. E Gallarati testimonia che una terribile tentazione lo aveva colto, credendosi colpevole della morte di giovani, di padre di famiglia, che alcuni suoi incitamenti potevano forse avere spinto alla guerra.
il suicidio. Si è vociferato di questa tentazione che in un sacerdote, quel sacerdote, uno che appunto aveva davvero la responsabilità di avere detto che la guerra era giusta, colpisce ancora di più. Non vorrei generalizzare questa traiettoria psicologica di Padre Semeria, ve la offro come una delle tante tessere di cui tenere conto. Si tratta di processi mentali differenziati, complicatissimi, siamo di fronte a milioni e milioni di persone e ciascuno naturalmente avrà elaborato il rischio, e molti rischiavano molto di più di Semeria. Quindi se lui, che non rischiava quanto gli altri, non era esposto come erano esposti in trincea, reagisce in questa maniera vicino alla disperazione, figurarsi altri. Però non dobbiamo generalizzare, perché se no non riusciremo a capire com'è che comunque gli eserciti hanno tenuto. L'ordine militare ha comunque tenuto insieme i più, anche se le vie d'uscita potevano dar luogo al fenomeno dell'automutilazione, cioè spararsi su una mano, su un piede per cercare di rendersi inabile alle fatiche militari, la diserzione, l'ammutinamento, la follia recitata. Il modo di pensare diffuso dei nostri anni, naturalmente legata ai valori della pace e lontanissima dalle motivazioni, dai fini della Prima Guerra Mondiale, ci ha portato fin troppo a generalizzare questi comportamenti che dobbiamo continuare a riconoscere per quelli che sono stati. Se fossero diventati maggioritari, evidentemente la macchina militare si sarebbe dissolta, ma la macchina militare non si è dissolta. Evidentemente accanto ai meccanismi dissolutori c'erano dei meccanismi del più vario tipo che riuscivano a tenere insieme la macchina. Ho detto del più vario tipo alludendo proprio ai meccanismi di violenza materiale. Abbiamo visto il tenente Salsa con la rivoltella in mano e tanti tenenti Salsa con la rivoltella in mano, ma poi ci sono i tribunali militari, insomma c'è un regime di coercizione e di violenza. Non c'è bisogno che lo metta in particolare rilievo perché è ben noto. Quello di cui tendiamo invece a dimenticarci nei nostri anni è che oltre a questo c'era anche l'aver voluto la guerra. E l'aver voluto la guerra è quello, ecco, sì, mi pare che gli ultimi minuti possano bastare. Questo è un anno sull'altopiano. Questo è Emilio Lussu e conto che una buona parte di voi conoscano bene, magari per averlo letto a scuola o per conto proprio, questo capolavoro della letteratura di guerra, che è un capolavoro preterintenzionale. Un anno sull'altipiano. Coevo cronologicamente al libro di Salsa, siamo tra metà del 16 e i primi mesi del 17, però qui siamo sull'altipiano dei 7 comuni, anche se la brigata Sassari ha combattuto da tutte le parti perché era sfruttatissima proprio perché si comportava bene, e questo è il paradosso della guerra. Più erano bravi i soldati, più erano a rischi di morte, perché non si manda nei punti chiave una brigata, un reparto di cui non ci si fida, un ufficiale scanclinico. Paradossale. Emilio Lussu ha fatto tutta la guerra sempre nella brigata Sassari, è l'unico ufficiale che abbia fatto tutta la guerra nella brigata Sassari che ne è uscito vivo e plurimedagliato. I sardi, i pastori, i contadini, i cacciatori, briganti della brigata Sassari, con i loro capi in cui si possono riconoscere come un Lussu, appunto. Non che tutti gli ufficiali fossero sardi, però questa composizione a base regionale non era normale nell'esercito italiano, che l'aveva voluta apposta evitare quando era nato l'ordinamento unitario. L'eccezione sono gli alpini, la più nota è la brigata Sassari,
che sono tra i reparti migliori. Avrebbero potuto cambiare, non l'hanno fatto. Allora vi ricordo che questo libro viene scritto da Emilio Lussu quando è fuoriuscito antifascista in Francia, membro del Movimento di Giustizia e Libertà che fa capo a Carlo Rosselli, che è appena stato ucciso a coltellate dai fascisti francesi insufflati dai fascisti italiani quando questo libro di Lussu nasce. Ed è Gaetano Salvemini che racconta, ma lo racconta anche Lussu, di avere spinto Lussu a scrivere questo libro da un sacco di tempo. Perché non l'ha scritto Salvemini stesso? Non era meno bravo come umorista di Lussu, sì certo, ma non era stato un ufficiale della Brigata Sassari. Aveva provato, anzianotto com'era, a fare il militare, insomma, l'aveva dovuto allontanare al più presto possibile, non ce la faceva fisicamente, diciamo fisicamente. Dunque tutto il suo rapporto con la guerra, di Salvemini, dico, era di carattere mentale, psicologico, politico. La penna l'avrebbe avuta, ma l'esperienza no. E Lussu per giunta è stato un capo, un leader e un deputato del Partito Sardo d'Azione nell'immediato dopoguerra. E ha già scritto La catena, perché lui è il protagonista della famosa fuga da Lipari, come Carlo Rosselli. La fuga da Lipari è una cosa grandiosa per l'antifascismo, poter andare in tutte le conferenze stampa in Francia e altrove e poi anche scrivere articoli, interviste, il libro, per dimostrare com'è veramente il fascismo e come l'antifascismo sia capace di fare. Ebbene, Lussu voleva continuare a fare ed era molto disdegnoso rispetto allo scrivere o al parlare. C'erano tanti che scrivevano e parlavano, lui continuava ad essere l'uomo d'azione che era stato sia come ufficiale della Sassari sia poi come antifascista della prima ora. Però a un certo punto le ferite di guerra si fanno sentire e lui deve stare per circa un anno in Svizzera, anche lui, a Davos. C'ha un polmone solo e bisogna salvare almeno quello. Fanno colletta ai fuoriusciti gli antifascisti. Riescono, perciò, complice la malattia, a tenerlo lontano dall'azione antifascista. Io ricordo di averlo sentito dire, Lussu, più volte che sì, dicevano che era letteratura, ma gli era venuta fuori per sbaglio. Lui non voleva certo fare letteratura, voleva fare azione in un modo indiretto. Allora, l'idea sarebbe stata quella di leggervi il famoso Assalto, ma se lo conoscete tutti, non vale la pena che ve lo legga. Cosa dite? Ve lo leggo o non ve lo leggo l'Assalto? Sì, lo ripassiamo. Lo ripassiamo. Non l'ho in realtà identificato nel libro suo, e allora, siccome l'ho usato qui, lo leggerò dalla Storia d'Italia, 332, così non perdo tempo a ritrovarlo. Il tema è l'assalto, perché la trincea è lo star fermi, è la noia, l'apatia, il tedio, però serve a riparare fino a quando viene il momento dell'assalto. E l'assalto è altrettanto importante. Dura poco rispetto ai giorni, alle settimane, ai mesi in cui si sta fermi in trincea. E serve a fare cosa? A conquistare la trincea nemica. Dov'è? Qualche decina di metri più in là. E cosa c'è in mezzo? I morti dell'assalto precedente, che sono quindi sotto gli occhi, ben visibili dagli uni e dagli altri, e spesso anche riconoscibili con tanto di nome e cognome, del commilitone, del trincerista che era stato accanto fino all'assalto precedente. Il cannone aveva ottenuto per solo risultato la ferita del puntatore del tenente. I guastatori erano caduti tutti, ma l'assalto doveva aver luogo egualmente. Il generale era sempre lì,
come un inquisitore, deciso ad assistere fino alla fine al supplizio dei condannati. Mancavano pochi minuti alle 9. Il battaglione era pronto, le baionette innestate. La 9ª compagnia era tutta ammassata attorno alla breccia dei guastatori. La 10ª, che è la sua, chi si ricorda del momento dell'ammutinamento, si ricorda che la 10ª è in ranghi e non ha buttato le armi. E Lussu è fiero del fatto che la sua compagnia sia quella che non ha buttato le armi. Complesso il rapporto di un antifascista diventato gillista e che poi sarà socialista, il socialista del PSIUP, con la guerra. Rielaborazioni complesse dell'esserci stati, della guerra in generale e di se stessi in particolare. La 10ª veniva subito dopo, le altre compagnie erano serrate nella trincea, nei camminamenti dietro i roccioni che avevamo alle spalle, non si sentiva un bisbiglio, si vedevano muoversi le borracce di cognac, dalla cintura alla bocca, dalla bocca alla cintura, dalla cintura alla bocca, senza arresto, come le spolette di un grande telaio messo in movimento. Il capitano Bravini aveva l'orologio in mano e seguiva fissamente lo scorrere inesorabile dei minuti. Senza levare gli occhi dall'orologio, gridò: «Pronti per l'assalto!» Poi riprese ancora: «Pronti per l'assalto, signori ufficiali!» in testa ai reparti. Il sergente dei guastatori, ferito, continuava a gridare: «Avan, avan!» Quindi è rimasto ferito, non hanno potuto recuperarlo ed è come bloccato. Gli occhi dei soldati spalancati cercavano i nostri occhi. Il capitano era sempre chino sull'orologio e i soldati trovarono solo i miei occhi. Io mi sforzai di sorridere e dissi qualche parola a fior di labbra, ma quegli occhi, pieni di interrogazione e di angoscia, mi sgomentarono. «Pronti per l'assalto!» ripeté ancora il capitano. Di tutti i momenti della guerra, quello precedente l'assalto era il più terribile. L'assalto, dove si andava? Si abbandonavano i ripari e si usciva. Dove? Le mitragliatrici, tutte sdraiate sul ventre imbottito di cartucce, ci aspettavano. Chi non ha conosciuto quegli istanti non ha conosciuto la guerra. Le parole del capitano caddero come un colpo di scure. La 9ª era in piedi, ma io non la vedevo tutta, talmente era addossata ai parapetti della trincea. La 10ª stava di fronte, lungo la trincea, e ne distinguevo tutti i soldati. 2 soldati si mossero e io li vidi, uno a fianco dell'altro, aggiustarsi il fucile sotto il mento. Uno si curvò, fece partire il colpo e s'accovacciò su se stesso. L'altro l'imitò e stramazzò accanto al primo. Era codardia, coraggio, pazzia. Il primo era un veterano del Carso. «Savoia!» gridò il capitano Bravini. «Savoia!» ripeterono i reparti e fu un grido urlato come un lamento e un'invocazione disperata. La 9ª, tenente Avellino in testa, superò la breccia, si slanciò all'assalto. Il generale e il colonnello erano alle feritoie. «Il comando di battaglione esce con la 10ª!» gridò il capitano, e quando la testa della 10ª fu alla breccia, noi ci buttammo innanzi. La 10ª, la 11ª e la 12ª seguirono di corsa. In pochi secondi tutto il battaglione era di fronte alle trincee nemiche. Avrei potuto chiudere qui, però negli ultimi tempi si è reso più visibile di quanto non fosse una novella di Federico De Roberto, che c'è dal 21, però l'aveva collocata in una rivista di intrattenimento femminile, dove non eravamo andati a cercarla. Solo qualche critico letterario nel secondo dopoguerra che lavorava sul verismo e su De Roberto se n'era accorto. Si chiama La paura e pare che abbia contribuito ad ispirare Ermanno Olmi per il suo recente film. Ma perché ve la ricordo in questo momento? Perché praticamente c'è la stessa situazione. Non vi voglio raccontare la trama
perché è un thriller, ma il finale è questo, il suicidio eroico. Il più valoroso, il più coraggioso di tutti, risolve la situazione altrimenti irrisolvibile così. E così è finito. È finito il mio discorso, è finito il 2016, è finito il 1916, ma c'è ancora la discussione. Prima di darvi quindi appuntamento alla ripresa del 17, sono a vostra disposizione per i soliti interventi e le solite risposte, se volete. Non volete? Sì, volete. Può venire per piacere? Prego. C'è un microfono che giri? Allora usiamo questo. Stai vedendo? Eccoli la metà sala. Io ho alzato la mano sull'onda dell'emozione di una emozionante conclusione di oggi, che purtroppo è l'ultima occasione quest'anno, ma ho vissuto intensamente oggi questa ultima presentazione di temi per il grande contrasto. Ho letto molte di quelle cose che oggi sono state ricordate, ma la Sassari è la Sassari. Uno si chiede perché la Sassari fu mandata contro gli operai e le donne che volevano pane e poi è stata rimandata, è qualcosa che sconvolge, no? Così come di Salsa, bellissimo libro, se uno legge le pagine sul rientro, quando sfila chiuso con i vagoni piombati che vengono fatti passare da Trieste a Padova con i carabinieri che non lasciavano fermare i treni, non lasciavano che i rientrati dalla prigionia si rivolgessero all'esterno, anche quello è un elemento di grandi domande, no? Perché poi Salsa in effetti fece la vita del fascismo, durò a lungo, morì negli anni 60, fine degli anni 60, e quindi insomma vedo un mondo di contrasti enormi, che non mi impedisce però di chiudere questo brevissimo intervento con una cosa. Abbiamo seguito 3 magnifiche lezioni, veramente magnifiche, grazie a Tenevento, grazie a lei, grazie a quel magnifico Nievo della settimana scorsa su Rai 3, magnifico, grazie. Lei mi sta viziando, ma no, grazie, veramente grazie, ma mi piace oggi, non c'entra nulla con oggi, ma c'entra con un fatto. Ho pensato che abbiamo vissuto queste giornate raccontate da chi è tornato, no? Di quelli che non sono tornati, tanti, non sappiamo quasi nulla, ma oggi, 100 anni fa, il nonno di un amico carissimo che è qui, amico anche suo e di tanti, ha potuto scrivere un riferimento, poi sono andato a cercare. Morì tra le 2 e le 4 di stanotte, 100 anni fa, sul Col di Lana, uno dei 2 reggimenti della Umbria, che non era una brigata alpina, ma era sul Col di Lana, quindi questo è un altro. Morì per la Slavina. E di questo c'è solo un libro di Gaspari, scritto da 2 storici della Quarta Armata, che raccontano la dislocazione della Quarta Armata lassù, che dice: una Slavina travolse 114 persone, tra quelli c'era il nonno del suo amico, ed è anche questa condizione di vita militare, non vita, qui cessa lì. Grazie. C'è qualcun altro?
Beh, la ringrazio dei riconoscimenti molto graditi, naturalmente, perché io vi ho confessato all'inizio dei 3 incontri il mio timore di diventare un disco ripetitivo nel corso di questo lungo anniversario, che in fondo mi sono anche voluto nel momento in cui ho inventato il ciclo lungo che si perpetua, se tutto va bene, fino al 18. Però il rischio c'è. Allora le sue parole sembrano dire che almeno per ora ho evitato questo rischio. Mi fa piacere. Per il resto è proprio vero. Si tende a erocizzare la guerra anche dal punto di vista della tipologia della morte in guerra. La spagnola ne ammazzerà altrettanti. È chiaro, non è altrettanto eroico. È anche per questa ragione qui che sarà così difficile conteggiare, fare la contabilità della morte. Ma fino a quando si è morti in guerra? Pensate delle terribili ferite che si prolungano per un sacco di tempo, no? I postumi. Ma la spagnola uno l'avrebbe preso se, oppure in prigionia sarebbe morto se gli avessero dato abbastanza da mangiare. E insomma, è una somma di forme di morte che complica enormemente e amplia enormemente le cifre dei 600-650.000 morti, come di solito siamo abituati a dire. Per quanto riguarda poi lo specifico della valanga, della slavina, lei ha fatto riferimento a una in particolare, ma in un libro che vi ho ricordato nei 2 mercoledì precedenti, quello di Diego Leoni, sulla guerra verticale, appena uscito dai Einaudi, le valanghe e le slavine sono all'ordine del giorno come tipo di morte proprio perché i reparti che lui segue lavorano in alta montagna. Allora è ordinario, non fa parte della fisiologia della guerra la morte di valanga, di slavina, o la morte perché molti di questi militari diventano minatori, perché c'è la guerra per mine. La guerra per mine naturalmente implica fare dei lavori pericolosi, terribilmente pericolosi, nella roccia. E quindi l'essere sepolti anzitempo dalla galleria che frana, questo è nell'ordine delle cose. Fa parte degli effetti collaterali della guerra, questo morire non di pallottola, ma fa parte integrante naturalmente, fa parte della quotidianità. Il libro a cui sto facendo riferimento, quello di Leoni, è appunto un'acquisizione proprio perché lavora soprattutto su questo. Ce n'è un altro a cui mi riferirò con discrezione, perché lo sto leggendo come giurato di un premio che non si è ancora concluso e non so se potrà o non potrà finire per essere proprio il premiato di questo premio. Ma io ho letto con molta partecipazione, quindi non vi dirò il nome dell'autore, che d'altronde non vi direbbe nulla. È un libro sul libro sul libro. Siamo assolutamente tra gli epigoni, siamo assolutamente 100 anni dopo. Tra i 25, mi pare siano 25 volumi proposti a questo premio che ha a che fare con le Alpi, ci sono 3 o 4 romanzi sulla Grande Guerra. Ovviamente gli autori non sono dei combattenti, sono uomini di oggi, scrittori di oggi. Allora, di che scrivono? Scrivono sulla scrittura altrui, no? Si inerpicano sulle spalle dei giganti. Naturalmente la cosa può diventare intollerabile per imitazione dell'imitazione. Dipende, perché può anche essere un misurarsi con i meccanismi della memoria e può funzionare. Nel caso a cui sto facendo riferimento implicito, l'autore ha trovato una volta in un rifugio
un altro libro, ma di adesso e non di allora, che parlava di un combattente di alta montagna rimasto sepolto, non proprio da una slavina, ma da un crollo di ghiaccio durante uno scontro, durante uno dei micro combattimenti tipici dei più che 3000. Siamo verso il cristallo. Allora, a partire dal libro venuto fuori all'inizio del 2000, che gli forniva le informazioni su questo piccolo ufficiale, l'equivalente di Salsa e di Lussu, però in alta montagna. A partire da questo libro che gli forniva tutte le informazioni, lavorandoci su, rielaborando, ha raccontato la vita di guerra in alta montagna, senza ripetere Monelli e Jaillet, cioè non è un'altra volta il libro degli alpini sugli alpini, per quanto si tratti di alpini, e per quanto Jaillet ci sia molto e dichiaratamente. Perché? Perché i valori tipici sono quelli della solidarietà, sono quelli del riconoscersi vicendevolmente, perché questi sono in pochi e vivono in altissima montagna gli stessi pericoli. Il libro ormai esiste e, a prescindere dal suo venire o non venire riconosciuto dal punto di vista del premio, qualcheduno di voi mi potrà chiedere all'inizio dell'anno prossimo, se non l'avrà riconosciuto nel frattempo, come si chiamava quell'autore? Non sono riuscito a trovarlo. Come si chiama? Io ve lo dirò e voi allora lo potrete leggere. Tanti auguri! Ci vediamo tra un anno.